TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Elezioni regionali 2025, ecco gli eletti nel territorio della Marca trevigiana. Per quanto riguarda la Lega, il più votato è sicuramente l'ex governatore Luca Zaia, con oltre 48.000 preferenze solo nel territorio della Marca. Seguono Sonia Brescacin con 9.539 voti, Paola Roma con 8.485 e Riccardo Barbisan, per lui 5.418 preferenze. Per Fratelli d'Italia eletto Claudio Borgia con 8.567 preferenze. Riccardo Zmuschi di Zmuschi Presistere Veneto ha ottenuto 17.190 votazioni. Per il Partito Democratico eletto Paolo Galeano con 5.486 preferenze. Per le civiche venete per Manildo presidente eletta Rossella Cendron, 1.797 voti per lei. Infine per Uniti per Manildo presidente eletto Niccolò Maria Rocco con 1.391 preferenze. Passiamo alla cronaca. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso una volante della Polizia di Stato ha controllato nei pressi di Riviera Santa Margherita un giovane travisato da un cappuccio e completamente vestito di nero, che alla vista della volante invertiva il senso di marcia nel tentativo di eludere l'identificazione. Insospettiti dal comportamento, gli agenti della questura hanno proceduto al controllo dell'uomo, un giovane italiano classe 2007, già aggravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. Il diciottenne, visibilmente agitato, occultava all'interno dei pantaloni una riproduzione fedele di una pistola Beretta 92, priva di tappo rosso e idonea a essere scambiata per un'arma vera anche agli occhi dei più esperti. La pistola veniva sottoposta a sequestro e l'uomo indagato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. E nella serata di giovedì scorso le volanti sono intervenute in via Marco Polo, nei pressi della stazione ferroviaria, per la segnalazione di un gruppo di giovani che importunava i passanti. Portatisi immediatamente sul posto, gli equipaggi della Polizia di Stato riuscivano a bloccare la fuga di due giovani che, alla vista delle volanti, si dileguavano in direzioni diverse. Uno di loro, un cittadino tunisino classe 2006, già gravato da precedenti di polizia, veniva bloccato in prossimità della stazione MOM, dopo essersi disfatto durante la fuga di un piccolo contenitore con all'interno hashish del peso complessivo di oltre 100 grammi. Il secondo fuggitivo, un cittadino tunisino classe 2003, già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso, veniva invece bloccato nei pressi di via Roma. Entrambi venivano denunciati rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la violazione della misura di prevenzione emessa dal questore. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Grazie alla generosità dell'associazione Roberta Marcon Donare è un dono, è stato possibile acquistare un nuovo ecografo portatile di ultima generazione per il centro dialisi dell'ospedale di Montebelluna. Lo strumento sarà utilizzato dal personale infermieristico già formato e abilitato all'utilizzo autonomo dell'ecografo nelle delicate operazioni di inserimento degli aghi e nel monitoraggio dell'accesso vascolare. I fondi necessari per l'acquisto dell'ecografo sono stati raccolti grazie a eventi, spettacoli e iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie renali, organizzati dall'Associazione Roberta Marconi insieme al personale della nefrologia, con il supporto del Comune di Castelfranco Veneto, di altri enti locali e con il patrocinio dell'ULSS 2. Importante anche il contributo di cittadini, artigiani, commercianti e imprenditori che hanno sostenuto con generosità le attività dell'associazione nata in memoria dell'impegno della dottoressa Roberta Marcon, nefrologa dell'ospedale di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, scomparsa prematuramente nel 2013. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti, arrivederci.